Appassionati di calcio a 5, buonasera dal Palasele di Eboli, è quasi tutto pronto per l'ingresso in campo di Feldi Eboli L84 per la sfida valida per la 11ª giornata di Serie A Quinto, una partita bellissima tra due squadre che stanno lottando per i primi posti in classifica, una sfida che si preannuncia ovviamente spettacolare per la qualità dei due organici, per quello che ci hanno fatto vedere fino a questo momento in questa prima parte di stagione, la compattezza, la qualità della Feldi Eboli in tutte le sue partite, con un organico quest'anno che ha confermato di avere velleità da primi posti in classifica, e poi la L84 che ha dimostrato in questo percorso di essere una delle squadre ambiziose per poter dire la sua fino in fondo nel campionato di Serie A, con gli arbitri che in questo momento si stanno avvicinando per fare il loro ingresso in campo con le due squadre, con la voglia ovviamente di disputare una partita all'altezza delle aspettative. Eccole qua, Feldi Eboli e L84 che fanno il loro ingresso in campo in questo momento, con i tanti bambini sempre tra le braccia dei giocatori della Feldi Eboli, e con la lettura delle formazioni che noi vi diamo subito, a partire dai padroni di casa della Feldi Eboli, con la tradizionale casacca rosso-blu, con il numero 3 Carlos Dalcin, con il numero 25 Generoso Di Stanio, con il numero 4 Daniele Gattarelli, il 5 è Venanzio, il 7 è Vincenzo Caponigro, l'8 Giuseppe Lavrendi, il 10 è Ghi, l'11 Fabrizio Calderolli, il 16 è Matteus, 22 Felippigno, 77 Selusio, il 70 Elio Giordano. L'allenatore ovviamente è Luciano Antonelli. La stretta di mano tra i due capitani per la L84 invece questi giocatori scelti da Diego Rios, col 22 Fabio Tondi, con il 28 Caique Rodriguez, il 5 Maxi Resce, il 6 Turi, il 7 Giuliano Fortini, l'8 Lucas Siqueira, il 9 Francesco Liberti, il 10 Cosico, il 13 è Braga, il 15 Ezzi, 21 Schiocchet e l'80 è Raguso a dirigere il match. Il primo arbitro signor Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme, secondo arbitro Vincenzo Canistrà di Catanzaro, il crono è Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Allora fuori Cuzzolino per la L84, invece fuori Kenji, perché occasionalmente è stato tenuto a riposo il giocatore da mister Antonelli, insieme a Echevarria e Lemos. La stretta di mano anche con i direttori di gara, con la Feldi Eboli, 21 punti in classifica in 9 partite, migliore attacco della Serie A. La L84 Torino invece quarta con 19 punti in 8 partite, una in meno, e ricordiamo sarà recuperata domenica alle 14:30 sul campo della Sandro Abate, che ha anticipato ieri la sfida con il Sala Consilina, vincendo il derby 4-2, quindi secondo stop consecutivo per quella che era stata la sorpresa di inizio campionato del Sala Consilina, a conferma del fatto che resta questo campionato di Serie A sempre imprevedibile e sempre con partite quasi impronosticabili per la qualità degli organici e anche per la capacità di qualsiasi squadra di poter fare qualsiasi risultato. E allora dicevamo, con la L84 che ovviamente arriva qui al Palasele di Eboli con la voglia di accorciare distanze dalla classifica, addirittura di poter pensare a un sorpasso e poi di andare a dire la sua in terra irpina e quindi ancora in Campania per magari conquistare un filotto di vittorie preziosissime per il suo campionato. Ma di fronte c'è la signora squadra del campionato che risponde al nome della Feldi Eboli, una di quelle compagini che ancora una volta ha fatto vedere di che pasta è fatta in questa stagione, con la sua qualità, con la sua grande determinazione. Prima di iniziare, prima anche delle foto di rito, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangelo.
Dalcin, Venanzio, Caponigro, Calderolli e Felipigno scelti da mister Antonelli per iniziare questa sfida. Dall'altra parte Kaique Rodriguez tra i pali, Rescia, Tuli, Fortini e Liberti per il quintetto iniziale della L84. Ci siamo, tutto pronto per il fischio d'inizio con la Feldi che gira da destra verso sinistra in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5, dove vi invitiamo sempre a iscrivervi per seguire non solo la Serie A ma anche tutta la Serie A2 Elite e la Serie A femminile. Ancora qualche secondo prima del fischio d'inizio con le indicazioni del direttore di gara alle panchine, stretta di mano con gli allenatori. E adesso ci siamo, Venanzio sul punto di battuta per dare lo start a questa partita che ci ricorda ovviamente battaglie incredibili anche in Coppa Italia. Il primo pallone spedito in avanti direttamente sul fondo con Kaique Rodriguez che lo va a raccogliere. La rimessa laterale per la L84, rimessa al fondo, chiedo scusa, poi Fortini, Liberti lavora il pallone con il mancino, arriva Turi in supporto, lo scambio che non riesce con Venanzio che lo recupera. Attenzione a questo passaggio rischioso di all'indietro con Dalcini che quasi ci colpisce appena iniziata la partita, spedendo il pallone in tribuna, andato non lontano dalla nostra postazione di commento, e sarà rimessa laterale per la L84. Tuli sul punto di battuta. Il tocco per Rescia, ancora il pallone di torno per Kaique Rodriguez. Tuli viene fermato da Calderolli, Calderolli chiede la munizione per questa trattenuta di Tuli. Con la rivediamo con questa trattenuta evidente. Calderolli avrebbe voluto il cartellino giallo, con l'opportunità adesso su palla inattiva per la Feldi Eboli. La rincorsa è di Felipigno con il mancino, vediamo se prova la soluzione direttamente in porta. Anzi no, c'è Calderolli che finta, sì, poi parte Felipigno con il sinistro, la parata di Kaique Rodriguez. La prima chance è per la Feldi Eboli su questa palla inattiva, l'occasione per sbloccare la partita. Calderolli, il tocco all'indietro per Dalcin, in avanti a cercare il tentativo di Caponigro, viene anticipato l'uscita di Kaique Rodriguez, riparte ancora Liberti, ex di turno, poi Rescia, ancora il pallone spedito sul sinistro di Liberti, trattenuto, prova lo scavetto sull'uscita di Dalcin. L'azione qui splendida, tutta in velocità, con Liberti vicino a una conclusione interessante, non riuscito a chiudere col mancino, lo scavetto un po' troppo largo, con la palla che si è persa sul fondo. Dalcin, il lancio in avanti a cercare Caponigro, la tiene in qualche modo, poi non riesce però ad accompagnare il pallone ancora sul campo, lo trascina direttamente in fallo laterale con la rimessa a favore della L84. Rescia sul punto di battuta, il tocco per Kaique, ancora il pallone spedito in avanti all'estremo difensore della L84 dove non trova supporto nei compagni. Calderolli, un inizio di stagione stratosferico per lui. Di nuovo l'11, taglio orizzontale per Felipigno, viene pressato da Rescia. Felipigno cerca una soluzione, la trova in Venanzio che cerca il sombrero su Tuli ma non riesce a trovare l'impatto voluto con il pallone. Allora altra rimessa laterale per la L84 con Murillo, il tocco all'indietro ancora per Kaique Rodriguez con il mancino a cercare nuovamente il 21, colpo di testa dentro con il destro al volo di Turi. Splendida questa azione, tutta di prima, con la palla che si è persa sul fondo. Occasione ancora per l'84 Torino, ma siamo già dall'altra parte con il mancino di Felipigno nettamente sul fondo.
Murillo, il pallone in avanti con lo stop di petto di Venanzio, ancora pallone di ritorno di Calderoli, dal Cin che spedisce il pallone in avanti a cercare ancora il compagno, alla fine il pallone di rimpallo finisce tra i piedi di Calderoli. Caponigro fermato, ritrova il pallone, Caponigro, l'accelerazione, viene stoppato da Tulli che riparte tutto in velocità, il tentativo di Murillo che vince un rimpallo, l'uscita di Dalcin che mette il pallone in fallo laterale. Eccolo qui inquadrato il portiere della nazionale italiana, capitano della Feldi Eboli. Vediamo se e quando sceglierà anche qualche volta di venire palla al piede in avanti, come ci ha abituato come sempre a fare. Il tocco adesso di Osico che prova la finta, non gli riesce, poi riparte Filippigno, un po' di spazio sulla sinistra, il taglio verso Caponigro, non è preciso nel numero dei giri dato al pallone che si perde sul fondo, anzi rimessa laterale. Murillo, Rescia, pallone di ritorno, ancora Rescia, fermato dall'intervento di Calderolli con il pallone che viene spedito nuovamente in fallo laterale. Eccolo qui Rescia, Kaique Rodriguez, il tocco in avanti con il pallone che viene deviato in fallo laterale, ancora l'opportunità per la L84 che va a battere questa rimessa con Osico che fa ripartire l'azione per i suoi. No, c'è un po' di incertezza su quale bambino debba restituire il pallone. Osico, Kaique, poi Tulli sbaglia, attenzione, c'è stata un po' di incertezza qui nella scelta del passaggio e alla fine il calcio d'angolo per la Feldi Eboli, un po' di rischio nel palleggio, quindi la fase difensiva per la L84. Il tocco per il destro di Caponigro al volo che non trova l'impatto voluto con il pallone, si perde sul fondo, si guadagna comunque gli applausi dalla panchina. 17 e 29 da giocare, 2:30 trascorsi questo primo tempo, sempre 0-0. Riparte Murillo, poi Rescia, il capitano, ancora Murillo schioccato, la giocata in avanti, Osico, Rescia, anzi Murillo schioccato, poi la rimessa laterale per la L84. Arriva Kaique Rodriguez a cercare di creare la superiorità numerica nella fase offensiva. Il lancio in avanti completamente fuori misura dell'estremo difensore con la Feldi Eboli che riparte. Filippigno richiamato verbalmente dal direttore di gara. Dalcin, il taglio per Venanzio, viene fermato, c'è un po' di spazio per Osico che cerca la giocata di prima, un po' leziosa nella circostanza con Turi che non si avvede del pallone, ed è il turno, l'ingresso in campo per Braga e va a pressare subito Matteus, poi Dalcin, il lancio in avanti a cercare Matteus che poteva forse anche calciare al volo, è riuscito ad accompagnare il pallone, riparte Liberti. Braga prova a crearsi lo spazio, poi all'indietro per il destro di Rescia fermato, rimessa laterale, arriva anche un altro cambio, anzi due, no, soltanto Raguso sul parquet in questo momento. Va Osico a battere la rimessa laterale. Matteus prima ha avuto una buona occasione, abbiamo visto inquadrato prontamente la nostra regia con il tentativo non riuscito di accompagnare il pallone in porta sul lancio dalla sua difesa. Liberti intanto con la sua classica giocata in isolamento contro l'avversario, finta e controfinta, prova a portarsi il pallone sul mancino, poi il taglio orizzontale per Osico all'indietro a cercare Raguso che prova il destro, trova la deviazione di Matteus e allora riparte la Feldi Eboli. Selusio all'indietro per Dalcin, il lancio in avanti a cercare ancora Matteus, troppo in avanti nella circostanza col pallone che finisce direttamente in fallo laterale sul fondo. Vediamo, mentre rientra anche Fortini, e rimessa laterale per la L84. Kaique, Liberti per un attimo perde il contatto col pallone, poi c'è la scivolata pulita e rischiosa di Selusio, il fallo poi lo commette Liberti con il calcio di punizione, anche se Liberti prova a giustificarsi
rivediamo l'azione. Sembra in ritardo Liberty, anche se dice di aver toccato il pallone. Ancora fallo per la L84. Secondo fallo. Ancora riparte Tuli. Liberty. La rimessa laterale per la L84 con la transizione del pallone. Braga prova a girarsi. Fermato, calcio d'angolo, mi sembra. No, l'ha toccata Braga, sembrava che l'avesse toccata Venanzio. Selusio, poi ancora Venanzio, fermato Raguso, il pallone che finisce tra le braccia di Dalcine, tra i piedi di Dalcine, che spedisce il pallone in avanti. Poi la rimessa a tre ancora per la Feldi Eboli. La Brendi avanza, Selusio, il tocco corto per Matteus, in avanti la verticalizzazione per Venanzio con il passaggio di ritorno di testa, con Matteus che non riesce però a tenerla in campo. Rimessa laterale per la palla recuperata da Matteus, il tocco per Venanzio, fermato, l'ultimo a prendere il pallone è stato Fortini. Altra rimessa laterale con la palla dentro a cercare Selusio, calcia di prima intenzione, fermato, poi spedito il pallone direttamente dall'altra parte da Raguso, con Gattarelli che fa il suo debutto in questa partita. Matteus che va a raccogliere il pallone per battere questa rimessa laterale. Selusio, poi Dalcin che avanza. Dalcin cerca l'appoggio in un compagno, lo trova splendidamente con il taglio dentro, poi c'è la conclusione mancina di Liberty direttamente sul fondo. Ha cercato Gattarelli che però non è riuscito a trovare la soluzione ideale per il passaggio a un compagno. Dalcin, eccolo qui, con l'azione di prima ha provato a creare la superiorità numerica per la Feldi Eboli. Gattarelli in avanti con l'anticipo di Liberty, tiene il pallone incollato al mancino, ancora Liberty dentro a cercare l'imbucata verso Tuli, fermato Fortini, riparte addomesticando il pallone con il petto, poi Kaique Rodriguez, ancora Tuli, fermato da Gattarelli, rimpallo favorisce Raguso che tiene il pallone in campo ma non riesce a servirlo in banda a Liberty col pallone che va a finire sul fondo e si ricomincia da Dalcin. 0-0 il punteggio qui tra Feldi Eboli e l'84, qualche occasione all'inizio gara poi nulla più. Gattarelli, Calderoli, la rimessa laterale per la L84 con i cambi dentro nuovamente Murillo, Schiocchetti e Rescia, con Tuli che viene anticipato, Felipigno, il taglio dentro, ancora l'anticipo di Schiocchetti, tutto di prima, Rescia, ancora il pallone verso Fortini che calcia e trova Dalcini in traiettoria, riparte la Feldi Eboli con la rimessa laterale, il tentativo qui di Fortini con la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Felipigno prova lo scavetto a cercare Calderoli di prima intenzione, in anticipo di Osico che può avanzare palla al piede, va il capitano fino in fondo, il destro e il gol del capitano, la giocata pazzesca di Osico che va da una parte all'altra del campo e a trovare questa grandissima rete in fondo al sacco. Osico l'ha fatto bellissimo, risultanza di Osico composta. La rivediamo, la transizione, va a tagliare il campo e poi riesce a trovare un gran destro in diagonale per sbloccare la partita e portare in vantaggio i suoi.
quando siamo arrivati a 13:13 dall'intervallo. 1-0 con il gol di Osico. Ghi. Poi l'allungo con il fallo commesso da Felipigno. Primo fallo della Feldi Eboli in questa partita. Murillo. Rescia. Poi ancora il capitano. Tuli. Face to face con Gattarelli. Tutto regolare, anzi no. Anzi sì, però è calcio d'angolo. La rivediamo. Eh sì, l'ultimo tocco è di Gattarelli, che ha preso prima il pallone e poi franato un po' addosso alla caviglia dell'avversario, però giusta la decisione del direttore di gara, che ha segnato semplicemente il corner alla L84 con Tuli sul punto di battuta. Lo schema all'indietro per il destro di Rescia, troppo solo, quindi la circostanza con la parata di Dalcen. Ancora Tuli, lo scambio corto, dai e vai, sempre per cercare il sinistro di Rescia al volo. Questa volta si perde ampiamente sul fondo con Dalcen che ha controllato la traiettoria della conclusione. Rescia più pericoloso nella circostanza di prima, dove mi sembrava un po' in ritardo francamente la difesa della Feldi Eboli nella chiusura. Qui Dalcen ovviamente non può andare a raccogliere il pallone, lo deve lasciare scorrere con questo errore in fase di costruzione della manovra della Feldi Eboli, che consegna un'altra volta il pallone all'84. Mattuli, il tocco dentro con Murillo Schiocchetto che non riesce a trovare la deviazione sotto misura. Calderoli. Prova a puntare Rescia, cerca lo scarico per Filippigno, dentro, fermato, il pallone che finisce in fallo laterale, la deviazione che consegna ancora una rimessa a favore della Feldi Eboli, sempre Calderoli sul punto di battuta. Filippigno col sinistro svirgola la conclusione e colpisce troppo con l'esterno, non trovando l'impatto voluto con il pallone, e con Kaique Rodriguez che è pronto a fare cominciare l'azione per i suoi. Lancio in avanti a cercare Toli, fermato all'anticipo di Venanzio. Calderoli in ripiegamento difensivo, Filippigno che controlla il pallone di suola, lo appoggia Venanzio. Ancora Filippigno all'indietro a cercare Calderoli, testa alta per cercare una soluzione, l'appoggio ancora con Ghi che lavora il pallone. Ancora transizione orizzontale con l'84 che non lascia spazi di manovra. Ghi cerca di guadagnare campo la Feldi Eboli, adesso Ghi fermato dall'intervento di ripiegamento difensivo di Tuli, l'ultimo tocco è il suo. La rimessa laterale è per la Feldi Eboli con Braga che va a sostituire proprio Tuli, stanco per la circostanza precedente. Venanzio intanto prova il blocco, Ghi calcia Venanzio, fermato, rimessa laterale per la Feldi Eboli. Aumenta il ritmo con mister Antonelli, che vedo sotto la nostra postazione col cartellino del time out in mano. Vediamo se avrà voglia di fermare subito il gioco per dare direttive nuove ai suoi ragazzi. Calderoli prova in qualche modo a disorientare la marcatura di Murillo Schiocchetto, ma è sempre lì. Calderoli, Mateus, il tocco per Calderoli ancora, prova a fare blocco Mateus, il pallone di ritorno per il 16, costretto a servire all'indietro dal Cin, e allora avanza il portiere della Feldi, anzi no, sceglie Ghi, la finta, mister Antonelli dice gira il pallone, Venanzio, e adesso ancora Calderoli, provano ad aumentare la transizione del pallone in velocità. Qui c'è il fallo commesso da Braga, va a protestare, ma è terzo fallo commesso dalla L84 a 10:46 dall'intervallo. L'abbiamo rivista, trattenuta evidente, intanto siamo già dall'altra parte con Ghi che non è riuscito però a trovare l'incrocio con il pallone, con mister Antonelli che lo richiama per mandare in campo nuovamente Caponigro. Altra rimessa laterale per la Feldi Eboli con Mateus sul punto di battuta.
Attenzione, 4 secondi, è rischiato. Caponigro avanza, destro deviato, calcio d'angolo, era già uscita e dunque sarà rimessa laterale per la L84. Caponigro non è completamente d'accordo sulla decisione del direttore di gara. Intanto io stavo provando a capire cosa stesse dicendo Cosico al cronometrista in questa fase di gioco in cui non si era ripreso. Venanzio fermato da Fortini, il tunnel di Fortini che trova un po' di spazio, prova lo scavetto a cercare Raguso, pallone di ritorno che non riesce di un nulla, ma c'è l'applauso tra i due per questa giocata comunque interessante. Venanzio dal centro, il lancio in avanti dove non ci sono compagni con Keique Rodriguez, bravo a leggere la traiettoria e a riprendere il pallone. 10 sul crono in questo momento. Qui leggera trattenuta di Venanzio, il duello splendido lì davanti con Braga in questa circostanza, anche se l'arbitro non è stato proprio d'accordo con Venanzio per la giocata precedente, infatti gli è andato a dire ti guardo letteralmente, perché le braccia non erano proprio al posto giusto, diciamo così. Il tocco dentro con la deviazione, no, non c'è deviazione, non c'è gol, per un attimo hanno tutti esultato quelli della L84, l'arbitro invece chiaramente ha indicato che non c'è stata alcuna deviazione, dunque nessuno ha protestato. Liberti, poi Fortini, il pressing della Feldi, ancora Liberti in avanti a cercare nuovamente i Fortini, non c'è intesa tra i due e si ricomincia con la rimessa laterale a favore della Feldi. Lavrendi, Venanzio, ancora Lavrendi, prova la giocata tra due avversari, non gli riesce e intanto si riposa Braga e rientra Tuli. Il classico cambio di mister Diego Rios. Qui invece la rimessa è per la L84. Keique, Liberti in avanti, cercare Raguso che ha provato una sponda aerea verso un compagno che non c'era. Dal centro ancora lancio a cercare Caponigro, l'uscita a pugni uniti di Keique Rodriguez, la riprende Mateus, il passaggio in avanti per Caponigro che tira una sassata girandosi in un fazzoletto. Splendida azione di Caponigro. A 9 dal termine, l'occasione per la Feldi Eboli, guardate che giocata davvero, lo stop e poi si è girato praticamente quasi da fermo Caponigro a provare a sorprendere l'estremo difensore della L84. Mateus ancora a sinistro, fermato dalla schiena quasi di un compagno, poi Lavrendi, Mateus in avanti a cercare Venanzio, Liberti arriva a spedire il pallone in fallo laterale di nuovo, Venanzio pronto alla battuta veloce, cerca il destro al volo di Lavrendi sul fondo. Tuli, Liberti ha provato l'accompagnamento con la suola del pallone a disorientare Lavrendi, non c'è riuscito. Cosico, Liberti, ancora il 9, capitano della L84, Tuli, un Caponigro che va a pressare, Tuli prova a liberarsi del pallone, riesce in qualche modo a servire in parallela. Cosico, arrivato in anticipo Filippigno a mettere il pallone in fallo laterale. Cosico sul punto di battuta per questa rimessa laterale a favore degli ospiti. In vantaggio 1-0 grazie proprio al gol del capitano. Keique Rodriguez, Cosico di prima verso Liberti, controlla il pallone, cerca di capire se ci fosse o meno un avversario accanto a lui, poi lo smista Tuli, di nuovo Liberti,
passaggio di ritorno centrale, ancora il taglio orizzontale verso Usico, viene Liberti a fare blocco, Usico guadagna spazio e può calciare, lo fa Dalcin con i pugni per il palo, colpito da Rescia nel tappino successivo. Che occasione per la L84 con questa iniziativa improvvisa, ancora la rivediamo. Usico, la parata di Dalcin corta, un rimpallo di Calderoli con Rescia pronto alla battuta sotto misura e il palo colpito dalla L84. L'occasione per il 2-0 quando il crono dice che mancano 7:43 alla fine del primo tempo. Time out con le indicazioni dei due allenatori. Non soddisfatto certamente mister Antonelli la prova della Feldi Eboli fino adesso, con la L84 che si sta difendendo in maniera egregia, ha lasciato pochi spazi alle iniziative delle Volpi, chiudendo tutte le traiettorie dei passaggi. Intanto rivediamo il primo gol di Usico, splendida azione personale della giocata del capitano con il taglio in diagonale e poi ancora la conclusione di incrociare sul palo opposto, riuscendo a tenere il pallone basso per il gol che sta decidendo la partita fino a questo momento. 3-1 la situazione, falli 3 commessi dalla L84 e 1 per la Feldi Eboli. L84 pericolosa anche qualche istante fa con il palo colpito da Rescia, ancora su iniziativa di Usico che ha sfruttato il blocco di Liberti, è andato via sempre per linee orizzontali, ha calciato la deviazione corta di Dalcin, il rimpallo su Calderoli e poi Rescia lì pronto, lesto a calciare di prima intenzione, quasi in caduta, e ha colpito il montante. Esaurito il time out con la rimessa laterale da parte della Feldi Eboli, ovviamente time out chiesto da Antonelli per provare a cambiare un po' l'ordine tattico dei suoi. A 7:43 dalla fine vediamo anche quale tipo di soluzione proverà a sfruttare mister Antonelli. Adesso rimessa laterale per la L84 con Fortini sul punto di battuta. Rescia, il colpo di testa in anticipo con Calderolli che si trova addosso a un avversario, poi Selusio, un po' di spazio, sempre Selusio, calcia col destro Selusio, forse una deviazione, calcio d'angolo. Grande giocata del 77 con la deviazione di Kaique Rodriguez, calciato dopo una finta, riuscendo a chiudere il destro. Palla dentro, attenzione, miracolo di Kaique Rodriguez con Calderoli lasciato colpevolmente solo in area di rigore. Decisamente un errore. Attenzione, ancora qui altra chance dall'altra parte con la L84 che si addormenta 2 volte nella chiusura della diagonale difensiva. È toccato poi a Selusio sbagliare, poi Calderoli non riesce a trovare la giocata, si disperano Calderoli e Selusio. Doppia occasione, nella prima circostanza è stato bravissimo Kaique Rodriguez a non cadere nel tranello, a mantenere la posizione, ma sicuramente errore di Calderoli. E poi subito dopo dal calcio d'angolo ancora palla per Selusio tutto solo, ha provato a colpire il pallone col mancino ma non è riuscito a trovare l'impatto voluto. E dunque doppia chance clamorosa per la Feldi Eboli, con sicuramente una lettura difensiva non proprio efficace della L84 in entrambe le circostanze. Calderoli, poi ancora Felipigno, Calderoli, pallone in avanti a cercare Ghi, spedito in fallo laterale dall'uscita di Kaique Rodriguez. 6:32 all'intervallo. Intanto stiamo rivedendo l'occasione di Calderoli con il miracolo di Kaique Rodriguez e poi ancora il calcio d'angolo, qui l'opportunità per Selusio, la doppia chance incredibile della
Feldi Eboli, ma come dicevamo sicuramente una lettura difensiva sbagliata in entrambe le circostanze da parte della L84. Mi si è un po' addormentata. Bravo Keique Rodriguez, soprattutto sulla conclusione sotto misura di Calderoli. Selusio, Ghi, il tocco all'indietro per adesso Selusio che avanza, calcia, facile preda di Keique Rodriguez che sceglie la soluzione verso Rescia, l'anticipo di Selusio, poi Murilo tira il pallone in qualche modo, forse trattenuto, e così il fallo guadagnato con Ghi che viene richiamato verbalmente perché ha allontanato il pallone. La rivediamo, eh sì, le braccia attorno il corpo da parte di Calderoli. Secondo fallo commesso dalla Feldi Eboli. Rescia di nuovo il 5, Fortini, Calderoli, destro sul fondo, Keique Rodriguez, Liberti, avanza, sbaglia il passaggio davanti, Filippino, un po' di spazio, lo scarico per Ghi, ripiega, qui c'è il fallo, forse no, riparte Braga, prova a puntare l'avversario, attenzione, tutto regolare, adesso è ancora Ghi, il tocco indietro per Selusio, un po' di confusione con le due squadre che da una parte e dall'altra avrebbero avuto il fallo. E arriva anche il time out chiesto dalla L84 con il possesso però che adesso è per la Feldi, quindi alla prossima circostanza in cui la L84 tornerà a riprendersi il pallone ci sarà un minuto di time out. Calderoli, 5-13 all'intervallo, il tocco all'indietro per Filippino, imbucata con Keique Rodriguez che riprende il pallone. Turi, fermato, doppio rimpallo, alla fine della Feldi il pallone. Calderoli all'indietro, sbaglia, c'è l'intercetto di Liberti, ancora palla recuperata da Filippino, il tocco per Selusio, fermato da Fortini con la rimessa laterale guadagnata sempre dalla Feldi Eboli. L'84 non riesce a tornare in possesso palla in attesa del time out. Rescia, chiedo scusa, Venazio, poi Dalcin, ancora Venazio con la rimessa laterale guadagnata dalla L84. E allora time out adesso sì per mister Diego Rios, quando il crono dice che mancano 4 minuti e 40 secondi alla fine di un primo tempo molto intenso. Sicuramente la L84 ha avuto il pallino del gioco, ha avuto le occasioni migliori, ha sbloccato la partita con Osico, poi ha trovato anche l'opportunità per il raddoppio con Rescia, il palo colpito su una sempre soluzione offensiva creata dal capitano, e poi la Feldi ha avuto questa doppia occasione improvvisa con Calderoli che si è trovato tu per tu con il portiere avversario. C'è stata la grande risposta di Keique Rodriguez sotto misura, al calcio d'angolo successivo un attimo di disorientamento collettivo da parte dell'84, perché anche in questo caso era stato lasciato libero, tutto solo, mi sembra Selusio se ricordo bene, e c'è stata la grande occasione doppia per la Feldi Eboli. Qui un po' di pubblico
della Feldi Eboli, sempre nel tradizionale posizionamento in curva, perché poi sappiamo che qui il Palasele è un palazzetto dello sport, anche tante mamme, tante nonne a fare il tifo per la Feldi Eboli. Dicevamo con il palazzetto dello sport e la Feldi Eboli che magari vedete non pienissimo davanti, e qui c'è qualcuno che mangia, lo invidiamo un po', francamente. Dicevamo sicuramente un palazzetto dello sport enorme con tante persone un po' sparse, ovviamente molti tradizionalmente si mettono in curva, però sappiamo che questo palazzetto dello sport fa credo 6-7 mila posti, quindi è un po' difficile riempirlo, ma c'è tanto amore per la Feldi Eboli ogni volta, con il pubblico un po' sparso sulle tribune. Calderoli con il pallone che viene mandato sul fondo, Kaique Rodriguez, ancora Liberti, va Caponigro a provare a togliergli il pallone, bravo Liberti a servire in avanti un compagno, poi di nuovo Hocico, Tuli, la finta, la giocata a cercare ancora in avanti il capitano, fermato, riparte Caponigro sulla sinistra, prova a puntare Liberti in isolamento, va la scivolata di Liberti che poi spedisce il pallone in calcio d'angolo, ultimo tocco evidentemente del 9. 3:49 ancora da giocare in questo primo tempo. Calcio d'angolo per la Feldi Eboli, va Calderoli sul punto di battuta. Il tocco all'indietro, poi ancora l'opportunità per la Feldi Eboli con il team di Antonelli che resta nella fase offensiva. Hocico tocca il pallone e lo spedisce in calcio d'angolo dall'altra parte, con Calderoli che va a dettare lo schema per questa palla inattiva. Vediamo, il pallone arriva a Caponigro, può calciare, lo fa, sbaglia completamente però l'impatto, spedendolo alle stelle. Si dispera Caponigro, ovviamente per un tiro che non avrebbe voluto essere così per lui. Kaique Rodriguez, il tocco verso Hocico, forza, attenzione, un fallo di mano di Calderoli sul tentativo di ripartenza, e con la rivediamo, sì, braccio largo di Calderoli, terzo fallo commesso, quindi si pareggia il conto dei falli in questo primo tempo in cui ci sono ancora 3 minuti e 30 da giocare. Hocico avanza, il tocco all'indietro per Liberti, Calderoli, Caponigro calcia col destro, la deviazione, poi un fallo di mano di Liberti, cartellino giallo. Liberti ammette la sua responsabilità in maniera molto onesta. Lo rivediamo, eccola qui, eh sì, Liberti subito ha capito di aver commesso un'ingenuità, infatti si è prontamente accusato del fallo di mano, quarto fallo commesso e ammonito Liberti. Intanto parte Venanzio, poi lascia Caponigro per il destro, Kaique Rodriguez in 2 tempi. Tuli, il tocco all'indietro per Rescia, ancora Tuli, Liberti, poi Rescia, la sua lata per il 9, arriva Caponigro, la rimessa laterale per la L84 con Rescia, con Murillo Schiocchetto sul punto di battuta. Il taglio orizzontale a cercare Hocico dall'altra parte del campo, troppo lungo, intesa 3-2, cenno di intesa 3-2, ma
il pallone non era con i tempi giusti. Venazio accompagna Dalcin. L'errore qui, attenzione con Rescia che non ne approfitta nel passaggio a Tuli. Avrebbe potuto calciare da quella posizione Maxi Rescia, ma ha cercato l'appoggio a Tuli che non è riuscito a trovare l'impatto con il pallone. Altra ghiotta occasione per la L84 a 2:25 dalla fine. Ci prova Venanzio subito dopo, poi Kaique Rodriguez a cercare Murilo Socchetto. Tutto era nato da un errore, mi sembra, di Lavrendi in fase di uscita. Dalcin, Ghi sbaglia qui l'appoggio, un po' di indecisione ancora in fase di palleggio della Feldi Eboli, con Selusio che si era spostato dall'altra parte. Alla fine stretta di mano comunque tra i due compagni per questo errore in fase di impostazione della manovra. Calcio d'angolo per l'84 con il tocco in avanti. E ancora il palleggio di Murillo Succhetra, palla Perezzi e prova ad avanzare, commette fallo. Quinto fallo? Sì, commesso dall'84. E qui prova la conclusione della posizione defilata Selusio. Occasione per la Feldi Eboli a 1:24 alla fine. La rivediamo. Conclusione importante, quasi con la punta del piede a cercare di sorprendere Kaique Rodriguez. Palla dentro, ancora spedita in avanti. Lavrendi. Ultimo giro di lancetto. Ghi. Lavrendi fermato, poi ci prova col mancino Felipigno. La risposta di Kaique Rodriguez. 59 secondi dalla fine, il buon lavoro di Lavrendi, l'abbiamo rivista, la grande parata di Kaique Rodriguez. Calcio d'angolo per la Feldi che spinge in questa parte finale di gara. Nel primo tempo ovviamente Kaique Rodriguez abbracca il pallone. Poi Lavrendi, ripiegamento difensivo verso Dalcin. Spedisce il pallone in avanti a cercare il numero 8 ancora. Pallone che finisce in fallo laterale. Qui Fortini, 28 secondi, prova ad avanzare, ancora il destro sul fondo da parte di Fortini. Dalcin, l'accelerazione, sbaglia il lancio in avanti, ancora l'opportunità per l'L84 che prova a far scorrere il crono, quindi una trattenuta evidente di Lavrendi. Calcio di punizione per la L84.
la preoccupazione di mister Antonelli in panchina, ovviamente per un primo tempo che non ha soddisfatto le sue aspettative. Fortini qui prova a ripartire Lavrendi, il tocco per Filippigno che ha un po' di spazio, ma era già finito il tempo sulla conclusione di Filippigno, e dunque la prima frazione si chiude con la L84 in vantaggio 1-0 grazie al gol di Musico. Noi ci fermiamo qui e ci sentiamo per la ripresa.
Ci siamo con le immagini qui del pubblico al Palasele. Sta per iniziare il secondo tempo della sfida tra Felli Eboli e l'84 Torino, con il vantaggio i piemontesi 1-0 grazie al gol di Osico, sbloccata con una grande giocata personale la prima frazione. Osico giocato, ricordiamo, anche qui a Eboli nel 2018-19, quindi risultanza composta al momento del gol, ma si sta giocando anche sugli altri campi, con la Roma che ha battuto di misura 2-1 mentre è ripartito il match il Capurso, la CDM in vantaggio 2-1 sul Genzano, poi Meta Catania 1-0 sul Pomezia e 1-1 tra Mantova e Came i risultati dagli altri campi fino ad ora. Domani ricordiamo la sfida su Sky Sport tra Cosenza e Active Network. Questo turno riposava il Napoli Futsal. Tuli, l'appoggio per Rescia, ancora Liberti, la giocata per Tuli, destro sul secondo palo a cercare ancora l'intervento in scivolata di Rescia, troppo lungo il passaggio con Dalcine che va a raccogliere il pallone. Felipigno, finta e controfinta, poi Calderolli dentro a cercare Caponigro, non c'è intesa tra i due e si ricomincia con la rimessa laterale a favore della L84. Liberti sul punto di battuta, il tocco ancora verso Keike Rodriguez, pallone che viene spedito in fallo laterale e la rimessa è per la Felli Eboli. Felipigno, Caponigro destro chiuso da Fortini, altra rimessa laterale con qualche metro guadagnato dai padroni di casa. Il passaggio dentro con l'uscita in presa bassa di Keike Rodriguez. Tuli, Fortini di nuovo verso il 6, Liberti, Tuli, cercare con questa giocata fantastica Rescia che arriva a calciare sull'uscita di Dalcin, ma che passaggio con i contagiri di Tuli verso Rescia. L'occasione la rivediamo, una Rescia che ha calciato quasi cadendo l'uscita di Dalcin, l'opportunità per la L84 dopo un minuto di gioco di portarsi sul 2-0. Ancora Rescia, aveva avuto anche lui nel primo tempo l'occasione per Tatto Fortini spedisce alle stelle il pallone. Dicevamo, proprio Rescia ha avuto nel primo tempo l'occasione per il raddoppio su un'iniziativa di Osico, sulla palla respinta corta da Dalcino, rimpallo su Calderolli e poi la deviazione quasi in caduta anche in questo caso di Rescia, che ha trovato poi il montante. Dalcin, il lancio lungo a cercare Caponigro, l'uscita di Keike Rodriguez a pugni uniti quasi al limite dell'area. Calderolli, Osico, ancora la rimessa laterale per la Felli Eboli con Calderolli sul punto di battuta. Poi imbucata per Caponigro, il tocco indietro verso Dalcin, avanza Venanzio, fare da sponda, ancora Venanzio, il duello con Bonito Scocchete, fermato l'ultimo tocco del 21, la rimessa laterale ancora per la Felli Eboli, avanza Dalcin,
Caponigro la tiene in campo, sì, poi la giocata no, è uscita. Osico fermato, Caponigro dentro per Filippigno, la finta a cercare di portarsi il pallone sul destro per calciare in porta, poi c'è stata la chiusura difensiva, si dispera giustamente il 22 che ha fatto una bellissima giocata con una finta a disorientare l'avversario, poi è riuscito a trovare la giocata che avrebbe voluto. Intanto Turi dall'altra parte del campo la tiene col petto, l'ultimo tocco di un giocatore della Feldi Eboli, anzi no, è proprio di Turi, quindi la rimessa laterale per i padroni di casa. Venanzio, il taglio orizzontale per Filippini, Calderolli, Caponigro, Dalcin, palla dentro, l'uscita di Caiche, poi c'è uno scontro tra Calderolli e Osico col pallone che viene messo da Caique Rodriguez in fallo laterale. C'è stato un contatto tra Calderolli e Osico e qui, mamma mia, parole grosse che volano tra Osico e Calderolli. Non l'ha presa bene il capitano della L84, non l'ha presa assolutamente bene, con Calderolli che va a far vedere invece il contatto che c'è stato. Ancora la rivediamo qui, siamo riusciti a capire esattamente che cosa è accaduto, con sicuramente Osico che non era proprio convinto di quanto accaduto in campo. Alla fine mister lo richiama in panchina, adesso la rivediamo meglio. Sì, c'è stata una trattenuta di Calderolli proprio sul volto di Osico, con il capitano che non l'ha presa benissimo. Nel momento in cui c'è stato il tentativo di chiarimento con Calderolli, c'è stato tutt'altro che il chiarimento con Calderolli subito dopo. 17:36 da giocare in questa ripresa, sempre 1-0, resiste il gol proprio di Osico nella prima frazione di gioco. Il tocco dentro con Venanzio che spedisce il pallone anticipandolo in fallo laterale con la rimessa a favore della L84. Fortini, quattro secondi. Fortini ci ha pensato un po' troppo per la battuta. Cambio rimessa con Ghi che rientra sul parquet a fare da perno offensivo. Calderolli, il tocco per Selusi, prova la doppia finta, alla fine viene fermato da Murilo Scocchetta col pallone che finisce in fallo laterale. Il tocco per quella che è una delle giocate di Calderolli, non riuscita soltanto perché è stato anticipato in extremis. Calderolli, il dai e vai con Matteus, poi Selusio all'indietro per Dalcin, avanza Dalcin, può calciare, lo fa con la puntata alta, però la porta difesa da Caique Rodriguez che non è dovuto intervenire. E adesso eccolo qui il portiere della L84 pronto al lancio lungo, vediamo qui forse ha perso proprio il contatto col pallone. Turi, Murilo Schiocchetto a cercare Raguso, la tiene in duello con Ghi, ancora Ghi che lo vince, difende il pallone il numero 10, poi lo spedisce addosso ai piedi di Raguso per prendersi la rimessa laterale e guadagnare campo. Intanto rientra anche Braga. Lavrendi, Matteus, Ghi, però la giocata è il numero 8, Ghi calcia col destro, palo incredibile, l'ha toccata però anche Caique Rodriguez. Mamma mia che chance per Ghi che ha creato questa occasione da nulla. La rivediamo, Ghi va in isolamento, calcia, sì, l'ha toccata Caique Rodriguez, poi palo, che chance per la Feldi Eboli, clamorosa con Ghi che dal nulla ha trovato questa giocata pazzesca. Poi qui sbaglia Selusio dal calcio d'angolo, ma ci ha messo le mani Caique Rodriguez.
su una conclusione potentissima del Toroghi, vicinissimo al gol dell'1-1. Fortini, Murilo Schiocchetto, ancora la suolata a cercare Braga la combinazione con Fortini. Il pallone però non viene gestito dal numero 7, allora si riparte dalla rimessa laterale per la Feldi Eboli. Ghi, il tocco all'indietro fermato da Fortini, possibile ripartenza. Fortini per Braga che calcia e non riesce a inquadrare il bersaglio di un nulla. Occasionissima adesso per la L84. Si dispera Braga che ha provato a incrociare il destro ma non ha inquadrato lo specchio della porta, e anche in questo caso perfetta ripartenza della L84 che ha risposto subito all'occasione della Feldi Eboli. Quattro minuti quasi trascorsi in questo secondo tempo. Altra chance per Lavrendi, fermato, poi la presa col braccio secondo il direttore di gara, e dunque calcio di punizione per la L84. Raguso in avanti, l'anticipo di Selusio, poi Lavrendi ancora per il 77 che calcia, palla sporcata tra le braccia poi di Kaique Rodriguez. Hosico, l'accelerazione del 10 fermato da Mateus che intercetta e spedisce in fallo laterale. Hosico all'indietro per Liberti. Sapevamo l'equilibrio di questa partita, l'avevamo detto, due grandi squadre, la L84 che prova il sorpasso per accorciare ancora le distanze dall'alta quota in attesa anche del recupero con la Sandro Abate. La Feldi invece che cerca proprio di allontanare il club piemontese, pericolosissimo, zone alte della classifica. Vediamo che succede in questo secondo tempo, ancora tanto da giocare. Lavrendi prova a puntare Hosico, la giocata però col pallone che finisce in fallo laterale. Liberti, ancora 0-0, anzi no, chiedo scusa, 1 il fallo commesso dalla Feldi Eboli in questa ripresa. Qui lavora il pallone bene Braga, poi non c'è intesa tra Raguso e Hosico, una sfera che finisce direttamente in fallo laterale. Mateus, ancora Ghi, autore prima di una grandissima giocata con un doppio palo colpito in un unico tiro. Ancora Ghi, prova lo stesso, ancora a calciare, fermato da Raguso, può ripartire ancora la L84, finisce a terra. Hosico non capisce dove sia finito mai il pallone, e alla fine dal cielo per la Feldi. Il taglio centrale per Ghi, lo scarico verso Mateus però troppo in ritardo, in questo caso non viene sfruttata la ripartenza per la L84 per la Feldi Eboli, con la L84 che va a battere la rimessa laterale. Hosico, Braga, poi il tocco all'indietro dal Cin. Selusio avanza, fermato. Liberti, ancora Hosico, subita numerica con Braga che calcia. C'è l'intervento spettacolare in chiusura difensiva di Selusio. La rivediamo. Hosico, Braga, ah no, l'ha presa dal Cin, pensavo l'avesse presa Selusio. Il tocco ancora per Hosico, il calcio trova Calderolli in traiettoria, allora rimessa laterale. Kaique Rodriguez avanza. Hosico si accentra per calciare, lo fa sul fondo dal Cin, prova l'accelerazione Filippino, la finta e la controfinta, calcia col destro, arriva
splendidamente, questa volta in chiusura difensiva Braga, che è scivolata, si oppone alla conclusione del 22. Filippigno, il tocco all'indietro per Caponigro. Venanzio, la sponda per la conclusione di Filippigno sul fondo. Ora questa manovra tutta in velocità con la sponda ancora di Venanzio verso Filippigno, che era riuscito a coordinarsi per calciare, ma non ha trovato l'impatto voluto con il pallone. Murillo, la giocata tra due, si prende la rimessa laterale il 21. Tocco all'indietro con la palla giocata da Fortini, poi ancora Raguso fermato da Caponigro, Fortini che la rispedisce in avanti, diventa quasi un assist no look per Murillo Schiocchete, che si dispera perché avrebbe potuto gestire il palleggio diversamente. Filippigno, la transizione orizzontale per Venanzio, ancora Filippigno a cercare Caponigro in avanti, scivola via il pallone che finisce in fallo laterale con la rimessa a favore della L84. Fortini vede a dettare il passaggio in parallela, ancora Fortini, la tiene in capo, anzi no, è uscita. La rimessa è per la Feldi Eboli con Dalcini che si lamenta perché Fortini avrebbe trattenuto il pallone un po' troppo. Dalcini in avanti, l'anticipo di Rescia, ancora con questo doppio palleggio Murillo Schiocchetta che non trova l'appoggio in un compagno, fa cenno di non aver sentito. Le indicazioni dei due allenatori dalla panchina. Giacca d'ordinanza per Diego Rios, tuta d'ordinanza per Gian Antonelli. Calderolli, Filippigno fermato con il pallone che viene deviato in calcio d'angolo. Filippigno pronto alla battuta, il tocco all'indietro, Caponigro si sposta il pallone su destro, può calciare, lo fa Caponigro, ma non inquadra la porta. Attenzione, Caponigro è andato a franare a terra, preoccupazione perché ha battuto la testa. Tutti i giocatori dell'84 sportivamente si sono immediatamente alzati per sincerarsi alle condizioni del numero 7. Presa una bella botta, però nulla di grave per fortuna. Caponigro che cadendo aveva toccato forse una sedia. Turi, fallo proprio qui di Caponigro che calcia in porta, va a prendersi, va a prendere Kaique Rodriguez che dice all'arbitro, ha fischiato però non doveva calciare qui. Eccola qui la trattenuta di Caponigro, Turi che finisce a terra, poi ha calciato anche se il gioco era fermo. Si è un po' arrabbiato Kaique Rodriguez nella circostanza. 12:48 da giocare in questa ripresa. Venanzio in anticipo, Murillo Schiocchetta resiste il vantaggio dell'84 nel primo tempo. Filippigno, Caponigro, poi Fortini, destro, forse una deviazione, e così calcio d'angolo, sì, Dalcin, visto l'indicazione del direttore di gara, rivediamo, c'è stata una deviazione che ha spostato un po' il pallone, è finito in calcio d'angolo dall'altra parte, va Tuli sul punto di battuta. Il pallone per il destro di Fortini che riesce a trovare le coordinate giuste per impensierire Dalcin. Rescia, Tuli,
l'appoggio per Rescia, destro ancora fermato, riparte Filippinho, la giocata solitaria del 22, l'uscita di Keique Rodriguez. Caponigro fermato da Fortini, tutto regolare. Caponigro finisce a terra un'altra volta. Protesta un po' il set nella Felli Eboli, la rimessa ancora per i padroni di casa. Venazio, spalle alla porta, cerca il taglio per Calderoli sul secondo palo, non gli riesce perché c'è la chiusura. Poi Dalcin qui rischia in questo passaggio in avanti a Caponigro, pallone che finisce in fallo laterale. Osico, poi il tocco all'indietro per Keique Rodriguez. Il lancio col colpo di testa di Rescia, è uscito il pallone, è rimessa laterale per la Felli Eboli. Dalcin, ancora Dalcin, Calderoli, Dalcin non può tenere il pallone lì e allora lo lascia scivolare in fallo laterale. Tuli, Rescia, Osico, Tuli, ancora Liberti, dai e vai con Tuli, Liberti, il taglio per Osico che calcia ma non trova lo specchio della porta. Osico, clamorosa palla gol fallita dal capitano, era tutto solo, ha cercato il destro a giro sul secondo palo ma non ha trovato l'impatto voluto con il pallone. Calderoli, Mateus, ancora Mateus, si disorienta un po', poi ritrova il pallone, la scivolata di Rescia, quel pallone che finisce in fallo laterale. Ghi, destro sul fondo, palla in avanti a cercare ancora iniziativa di Braga che viene fermato al momento della battuta e allora riparte la Vreni. Avanza, prova a puntare Liberti, il taglio orizzontale per Ghie. Mateus dentro, fermato da Osico, ancora il duello, riparte il capitano. Il fallo di Ghie che poi calcia, chiede scusa. La rivediamo con intervento irregolare, certamente alle spalle. Dalcin, adesso Selusio, 10 minuti ancora da giocare in questa partita, ultimo quarto di gara con Ghi che non controlla. L'errore qui di Raguso col pallone che viene gestito nuovamente da Keique Rodriguez. Il lancio in avanti, troppo in avanti. Dalcin, Ghi, la giocata all'indietro per Lavrendi, il taglio orizzontale verso Mateus, ancora Lavrendi, testa alta per cercare un compagno, lo trova in Ghi, l'appoggio ancora per Lavrendi che può cacciare, viene fermato però da Liberti, l'ultimo tocco è il numero 8, riparte subito la L84, troppo velocemente, però c'è il fallo di Mateus che si becca il giallo.
E dunque la munizione per Mateus, quando il crono dice che siamo arrivati a 9:26 da giocare. Quarto fallo della Feldi Eboli, nessuno commesso dalla L84 in questa ripresa. Liberti in avanti a cercare ancora Braga, prova a girarsi tra due avversari, la finta e poi ancora l'appoggio per Liberti, altro scambio che non riesce, poi Fortini, Keike Rodriguez adesso, Liberti, il pallone è uscito, rimessa laterale per la Feldi Eboli. Dalcin avanza, Selusio fermato, Lavrendi spedisce il pallone in avanti con un po' di paura, il pressing dell'L84, richiamo verbale per Liberti dal direttore di gara e si ricomincia con Keike Rodriguez pronto a far ripartire l'azione per la L84. Liberti, Tuli, giocata corta per Raguso, fermato perché il pallone scivola via tra i piedi di Dalcin, cerca di prendere campo, lo scarico che non riesce a Selusio, poco efficace Dalcin fino ad ora con i piedi nel momento in cui la Feldi ha provato a creare la superiorità numerica nella fase offensiva. Altro lancio fuori misura con Lavrendi che va a battere la rimessa laterale. Dalcin, il tocco in avanti per la conclusione sotto misura di chi sul lancio di Dalcin e sull'appoggio di Felippigno. Che occasione per la Feldi Eboli, mi ha smentito subito Dalcin. Ancora iniziativa di Fortini, neanche il tempo di dire che l'azione di Dalcin era stata poco efficace. È arrivato lo scavetto in avanti a cercare l'appoggio di testa di Felippigno, Ghi sotto misura che ha trovato ancora un grande Keike Rodriguez tra i pali. Intanto ancora Felippigno face to face con Fortini, fermato, riparte Liberti, possibile superiorità numerica. Fortini cerca una soluzione ma non la trova perché c'è il ripiegamento difensivo di Lavrendi, l'ultimo tocco e del giocatore della Feldi Eboli, a rimessa laterale per L84. Si era fatto male Felippigno, lo vediamo un po' dolorante nella circostanza precedente. Si asciuga il parquet. Palla per Fosico che calcia al volo, forse una deviazione, sì, sicuro una deviazione. Indicazione del direttore di gara, sarà calcio d'angolo dall'altra parte con Fosico che va a raccogliere il pallone. Il tocco ancora del capitano all'indietro a chiamare in causa Keike Rodriguez. Avanza. Il sinistro, la sventagliata con un assist che diventa per un colpo di testa la posizione di fiata di Raguso. Poi Calderolli la tiene col petto ma non riesce a mantenerla sul rettangolo di gioco e allora si riparte dalla rimessa dal fondo per Keike Rodriguez. 7 minuti e 40 ancora da giocare qui al Palasele di Eboli, sempre 1-0 per la L84. Rescia, pallone che viene messo in fallo laterale. Caponigro avanza Dalcin a cercare ancora Caponigro, anticipo di Rescia in fallo laterale, guadagna campo e metri la Feldi Eboli. Le indicazioni tra Venanzio e Caponigro per capire quale soluzione adottare su questa palla inattiva. Caponigro va via Caponigro, parte Venanzio, dentro Dalcin.
Ancora Caponigro, di nuovo Dal Cin, che è rimasto lì. Venanzio a dettare il passaggio, prova a girarsi, fermato dalla chiusura di Ezzi, che spedisce il pallone addosso a Venanzio, e dunque rimessa laterale per la L84. Murillo Schiocchetti in avanti dove non ci sono compagni. Calderoli, Dal Cin, Calderoli, Venanzio, Calderoli, il duello di Caponigro che prova a girarsi, arriva il raddoppio di Ezzi col pallone che viene toccato dal giocatore della Feldi Eboli e dunque rimessa dal fondo per Keike Rodriguez. Tuli, Rescia, il pressing della Feldi, Rescia si alza il pallone a Caponigro, spedisce in avanti a cercare Murillo ma finisce tra i piedi di Dal Cin, che ripropone l'azione per la Feldi. Dal Cin, lo scavetto a cercare Filippigno, quasi come prima in cui Ghi è andato vicinissimo al gol del pareggio. Keike Rodriguez, ancora per Osico al volo, l'uscita di Dal Cin di testa a provare di verticalizzare subito la manovra. Poi c'è il fallo di Tuli, primo fallo commesso dalla L84 in questa ripresa, a 6-19 ancora da giocare. Riparte subito Filippigno con Murillo Schiocchetti che era rimasto a terra. Caponigro calcia col destro, la scivolata di Rescia, la rimessa laterale per la Feldi Eboli. Calderoli, Filippigno calcia col sinistro ma fuori misura e dunque si ricomincia ancora con il possesso palla della L84. Liberti detta il passaggio in avanti Osico, l'anticipo di Filippigno, il pallone spedito in fallo laterale. Arriva Caponigro, Osico, 4 secondi anche per lui e cambio rimessa a favore della Feldi Eboli, 6 da giocare. Selusio, il tocco dentro, Rescia, ancora Osico, Liberti, Turi, Osico, avanza Keike Rodriguez, e poi ancora la rimessa a 3 a favore della L84. Liberti a cercare Rescia, un accenno di rovesciata, poi il pallone che finisce il fallo laterale. Selusio, Venanzio, ancora Calderoli, la palla scaricata con l'intervento di Liberti che la mette in calcio d'angolo, il tocco all'indietro per la conclusione di Calderoli sul fondo. La chance per la
Feldi Eboli. Ancora qui il duello con il pallone che è uscito. Sempre 0-1, resiste il punteggio, il vantaggio dell'84. Lo abbiamo detto in apertura di telecronaca, il migliore attacco contro la migliore difesa. Farci capire che tipo di duelli. Intanto qui Fortini non riesce a chiudere il compasso. Altra chance per l'L84. Dicevamo, a far capire il tipo di partita a cui avremmo assistito questa sera. Fortini, ancora Liberti, Keike Rodriguez, Fortini, qui la palla recuperata, attenzione, Lavrendi con il miracolo ancora di Keike Rodriguez, altra parata stratosferica del portiere dell'84. La rivediamo con Lavrendi che si è trovato tutto solo per andare a calciare in porta, praticamente un rigore in movimento. Venazio ancora destro, la palla che scivola via. Calderoli ha cercato la deviazione con la punta, ma c'è stato il tocco di un avversario. Calcio d'angolo. Calderoli, l'anticipo di Fortini che aveva avuto l'occasione per il 2-0 qualche istante prima. Poi Lavrendi si è divorato il gol del pareggio. L'uscita di Keike Rodriguez. Lavrendi, Venazio, ancora Calderoli, Venazio, il tocco dentro di Lavrendi fermato. 3:36 da giocare in questo finale incandescente qui al Palasele di Eboli. Selusio, Dalcin, Calderoli, la giocata pazzesca, poi forse un fallo, anzi sicuramente un fallo. Ha chiesto il cartellino giallo Calderoli. Fortini è andato a chiedere scusa, ci poteva stare qui la munizione, la rivediamo. Calderoli è andato via, sì, trattenuta evidente di Fortini. Parte Selusio, il tocco per Dalcini che avanza, lo scarico per Lavrendi, ancora Dalcini che adesso viene a fare il portiere in movimento, ancora la rovesciata di Rescia che mette il pallone in fallo laterale. Venazio che cerca la giocata al volo, si arrabbia con Lavrendi per il pallone spedito a mezza altezza, lo avrebbe voluto tra i piedi basso Venazio. 3:18, andiamo a scandire il crono insieme a voi per questo finale di partita. Keike Rodriguez, la palla in avanti a cercare Turi, il duello con Venazio, ancora Turi, l'appoggio per Rescia col mancino a cercare Osico, esce dal Cine, palla al piede, lo scarico per Calderoli, ancora all'indietro a cercare Selusio, il taglio orizzontale che non c'è l'appoggio corto per Calderoli, ancora Calderoli, arriva in supporto Selusio sulla destra, la tiene in campo, poi ancora riparte, la prendi dall'altra parte. Calderoli, la finta, prova il destro, anzi no, la finta, Calderoli, l'appoggio per il destro e il gol all'incrocio dei pali di Lavrendi che la mette proprio lì dove non può mai intervenire Keike Rodriguez. La giocata fantastica della Feldi Eboli e mezzo gol lo ha fatto ancora una volta Calderoli, ma Lavrendi l'ha spedita nella 7, sprendi la rete numero 8, la rivediamo, la finta di Calderoli e poi Lavrendi nel 7 per pareggiare la partita a 2:44 dalla fine. Time out chiesto dalla L84. Vi abbiamo detto che poteva essere un finale incredibile con il calcio 5 che ci ha sempre regalato emozioni pazzesche negli ultimi minuti, e così sarà anche qui al Palasele con la Feldi Eboli che l'ha ripresa a 2:44 alla fine con un gol fantastico di Lavrendi, con la giocata pazzesca però ancora una volta del suo uomo migliore Calderoli che ha fatto sedere con una finta Rescia, ha appoggiato il pallone per linee orizzontali a Lavrendi che ha calciato con il destro interno all'incrocio dei pali dove uno straordinario Keike Rodriguez fino ad ora che aveva negato qualsiasi possibilità di rete
alla Feldi Eboli. Nulla ha potuto quando ha visto il pallone finire proprio lì dove non batte il sole. 2:44 da giocare, il time out, e adesso vediamo quali saranno. Intanto abbiamo rivisto anche da dietro la porta la conclusione fantastica di prima intenzione di Lavrendi con il destro che ha ristabilito la parità qui al Palasele di Eboli a 2:44 da giocare. 4-2 la situazione falli. C'è Fortini pronto a fare il portiere di movimento, attenzione. Dall'altra parte vediamo se c'è qualche mossa a sorpresa. Prova a vincerla la L84, prova a vincerla Diego Rios con Fortini schierato, power play. Vediamo che succede. Hosico, Tuli, Liberti, Tuli, Liberti, ancora Tuli, Hosico, Tuli, Murilo, Tuli, Hosico, Fortini, Tuli, Liberti, Tuli, ancora i Mancini che provano a lavorare il pallone lì sull'asse. Liberti, Murilo, Schiocchet, deviazione calcio d'angolo, 2:13. Il tocco indietro verso Tuli, Hosico, ancora Liberti, Murilo, Liberti, scivola Calderolli, recupera la posizione, Hosico, di nuovo il 10, Liberti, Murilo, Hosico, Fortini, la palla dentro! Murilo Schiocchet arriva in ritardo per la possibile conclusione, rientra Kaique Rodriguez tra i pali, l'occasione a 1:50 dalla fine per L84. Calderolli in avanti a cercare un compagno, non lo trova, poi Hosico alza questo pallone a campanile, il colpo di testa che diventa un assist verso le braccia di Kaique Rodriguez che recupera il pallone, poi la scivolata qui con il calcio di punizione a favore dell'84 e rientra Fortini a fare il portiere di movimento. (92 secondi alla fine). Hosico, Liberti, ancora il 9, Hosico, Fortini, Hosico, Liberti, calcia col mancino, fermato da Calderolli, la rimessa e per la L84 con Murilo Schiocchet che va a batterla. Liberti, Tuli, avanza, il sinistro dal Cide la prende, poi c'è questo contatto con Murilo Schiocchet, calcio di punizione, chiedono il giallo dalla panchina alla Feldi Eboli. Venazio, Felipigno, Selusio, Felipigno in avanti a cercare Calderolli, la tiene in campo Anzinò, riesce nuovamente Kaique Rodriguez per far posto a Anzinò, rientra Kaique Rodriguez. 50 secondi. Liberti, Kaique Rodriguez, il lancio in avanti a cercare un compagno che non c'è, dal Cin, fallo laterale con Filippino sul punto di battuta e allora la Feldi prova a ripartire, anzi no, perché c'è il time out chiesto da Antonelli per dare le ultime indicazioni ai suoi, per capire come sfruttare questa palla inattiva.
a 45 secondi alla fine. Uno a uno il punteggio, la pareggiata. Intanto la Feldi ha 5 falli. Ho dimenticato di ricordarlo. Dicevamo con la Feldi Eboli che è pervenuta al pareggio grazie a una grande giocata di Calderolli con l'appoggio alla Vrendi, gran destro all'incrocio dei pali, ma subito dopo la L84 ha messo il portiere in movimento con Fortini, ha avuto un'occasione importante con Rescia per provare a riportare la partita sulla sua strada. E adesso però il possesso è per la Feldi. Con Calderolli e Filippigno sul punto di battuta. Va a pressare alto la L84. Filippigno, c'è soltanto Venanzio avanti nel duello con Rescia. Vediamo la scelta di Filippigno. Va via, poi parte Calderolli, l'appoggio dal centro. Ancora per linee orizzontali verso Calderolli. Sceglie il lancio in avanti dove Venanzio non può raggiungere il pallone e allora di nuovo Kaique Rodriguez con Rescia. Osico Rescia. Ancora Osico fermato, ha rimessa a trave per la L84, sceglie nuovamente di rischiare a 30 secondi alla fine del portiere di movimento con Fortini, la L84. Problema col crono. C'è stato credo un problema con il cronometro, vediamo. Dalcin che andrà a protestare col direttore di gara dall'altra parte del campo. Ancora qualcosa che si dicono Selusio e l'arbitro. Intanto c'è stata un'altra ammonizione che mi sono perso. Dalcin è stato ammonito. Ha ammonito il 3 dell'Eboli, allora avevo sentito bene. E allora io ho tolto la cuffia per capire che cosa stesse dicendo il cronometrista, quindi praticamente il cronometro che vedete sia in sovraimpressione sia ovviamente quello del palazzetto dello sport indica 0,29 secondi, in realtà è stato fermo per 3 secondi e quindi si riparte da 0,26, adesso è saltato tutto. E allora adesso è saltato completamente il crono, è stato ripristinato, però intanto deve arrivare a 26 da quello che ho capito bene, quindi si ripartirà da 0,26 secondi ancora da giocare. Eccolo qui, vedete anche praticamente qua la nostra regia, in questo momento è sincronizzato perfettamente anche sul nostro cronometro, però deve essere riportato a 26, infatti lo vedete proprio in sovraimpressione contemporaneamente anche con il nostro crono. Era questa l'indicazione perfetta data anche dal crono, come vi avevamo detto, quindi praticamente il match era ricominciato ma non era partito il crono e quindi Antonio Nappo di Ercolano aveva chiaramente indicato che bisognava recuperare questi 3 secondi, aveva fermato il gioco e adesso è tutto chiaro con il possesso palla della L84 e con 26 secondi da giocare. In questo momento ripartite con Fortini che fa il portiere movimento per l'ultima azione che prova a sfruttare la L84. Liberti, ancora Osico, poi Liberti, 15 secondi, Osico, Tuli,
l'appoggio per Osico, 9 secondi, il tocco per Fortini, la posizione defilata, l'uscita di Dalcin che può calciare, non c'è il portiere, Dalcin non trova però la porta, il capitano della Feldi Eboli. E allora Osico dice a tutti: va bene così, è finita. Kaique Rodriguez fa ripartire l'azione, ma sceglie di giocarla corta, finisce qua dunque al Palasele di Eboli 1-1 la sfida tra Feldi Eboli e L84 Torino, una partita intensa, bellissima, tra due grandissime squadre, tra due grandissime realtà del nostro futsal. Ha segnato Osico nel primo tempo il gol del vantaggio per la L84, ha pareggiato la Vrendi a pochi minuti dalla fine per la Feldi Eboli, con ovviamente la Feldi che mantiene a distanza la L84 Torino, in una partita come detto bellissima, con la L84 che però tornerà in campo domenica per il recupero con la Sandro Abate per pareggiare i propri conti e le partite con la Feldi Eboli. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, grazie alla nostra squadra tecnica e alla regia. Da Fabio Morra è tutto, alla prossima.